Ci troviamo in una foresta del sughero vicino ad Olbia. Questa è la classica zona in cui crescono le querce da sughero. È un tipo di quercia, si chiama Quercus suber, e da quando la seminiamo, come tutte le querce ha una ghianda, bisogna aspettare almeno 25-30 anni affinché il tronco raggiunga una dimensione sufficiente per essere decorticata. La prima decortica si effettua sull'albero, che però ha una corteccia molto irregolare, come questa che potete vedere qui. Questo è sughero maschio, detto anche sugherone. Non viene usato per l'enologia perché è ricco di sostanze non adatte a venire a contatto con gli alimenti. Si fanno per assurdo, per esempio, i teppiti dei presepi, o si macina per fare pannelli di sughero per l'edilizia. Dopo altri 10 anni, quindi già stiamo parlando di 30 o 40 anni, finalmente si effettua la seconda decortica, che è quella che vediamo qui. Questo che vedete già non è più sughero maschio, è sughero gentile o sughero femmina, e infatti, come vedete, non ha più le protuberanze e la scabrosità del sughero originario da quando è nato l'albero, ma è già più modellato ed è più liscio e quindi già più adatto a fare i sugheri. In particolare questo comunque è una seconda decortica, perché qui vediamo ancora degli squarci importanti. Fra altri 10 anni probabilmente, una volta tolto questo, ci troveremo di fronte a un tronco ancora più liscio, ed è questo è un albero appena decorticato, vedete, ha la classica colorazione beige scuro, color cipria, un colore bellissimo, riporta ancora tutta l'umidità della linfa che si è estratta, e comunque già da qui potremo ottenere un sughero più liscio senza più squarci. L'operazione di decortica si effettua principalmente nei mesi più caldi, giugno, luglio e agosto. Perché? Perché sono i più secchi, perché poi a settembre, quando ricomincia a piovere, l'albero, come tutti i vegetali, ricomincia ad assorbire acqua dal terreno, e quindi la corteccia esterna che a noi serve si riattacca alla madre generatrice, che è questa, il fellogeno, e quindi non riusciamo più ad estrarla e bisogna aspettare poi l'anno successivo. Ecco, ovviamente quest'albero comunque già emette subito una linfa naturale che si deposita in superficie, si cristallizza, si polimerizza e quindi già crea una protezione sua naturale per quanto riguarda quelli che possono essere i parassiti o gli attacchi di insetti o altre cose. È nell'interesse dei produttori di sughero e dei proprietari dei boschi che gli alberi continuino a dare per sempre materiale, quindi c'è un assoluto e totale rispetto della natura. Il sughero in realtà è solo la corteccia già morta di un albero che in realtà è totalmente vivo e che rigenera continuamente se stesso all'esterno. Semplicemente noi lo ingentiliamo. La Colombin arriva dopo tanti anni in Sardegna. Diamo una mano al sughero italiano, forse è un piccolo aiuto, ma se ogni azienda del sughero facesse una piccola cosa, probabilmente il sughero italiano avrebbe un futuro dignitoso. Tutti sanno la qualità del sughero sardo, molti la definiscono la qualità più pregiata e più alta che possiamo avere in enologia. Siamo nel nuovo laboratorio Colombin, appena aperto e inaugurato oggi presso la sede del sugherificio Puliga in Sardegna ad Olbia. L'esigenza di aprire un laboratorio di controllo della qualità del sughero in Sardegna nasce dal fatto che le foreste da cui arriva il sughero più pregiato dal punto di vista estetico sono situate in questa regione.
In questo laboratorio verranno eseguite delle analisi che sono prettamente analisi organolettiche, quindi analisi volte a valutare la qualità olfattiva del sughero. Analisi organolettiche che verranno confermate anche dall'utilizzo di analisi strumentali, in particolare verrà eseguita sul sughero un'analisi gas cromatografica volta all'individuazione della molecola responsabile del tanto temuto aroma di tappo da parte dei produttori di vino di tutto il mondo. Ovviamente verranno eseguite anche analisi fisiche, quindi analisi per la valutazione delle caratteristiche fisiche del sughero, che possono andare dalle semplici dimensioni fino al peso specifico. Sono tutti parametri molto importanti per determinare la qualità del prodotto che poi andrà a chiudere le bottiglie dei vini più pregiati. Le analisi che vengono eseguite in questo laboratorio sono molto utili perché ci consentono di controllare immediatamente, subito dopo la raccolta, la qualità della materia prima, evitando quindi di spedire a Trieste, dove vengono eseguite le lavorazioni successive, materiale che non sarebbe idoneo alla lavorazione e quindi alla produzione del tappo che andrà a chiudere poi i vini dei nostri clienti.